Eh, eh, eh. Che risate, eh? Che risate. Tanto ragazzi, volevo far vedere una cosa. Prima che il video cominci, anche se in realtà è già cominciato. Forse starete notando una qualità video migliore. Grazie Spruzzino. E questo è merito di un regalo di Natale che mi è stato fatto dalla mia dolce metà, che ringrazio e a cui mando un bacio, che è, ragazzi, questa qua, la Logitech Streamcam. Spero si noti un impatto visivo decisamente migliore. Io ve lo dico già da OBS, secondo me la differenza rispetto a prima si vede come. Però non è questo di cui vogliamo parlare. Allora, io della partita non parlerò, perché non posso parlare. Prima di tutto perché ho saltato tutto il primo tempo praticamente, anche se qualcosina l'ho vista, tipo il fallo di Nandez, la butto lì. E poi perché cos'altro vi dovrei dire ancora? Cos'altro vi dovrei dire? Ormai vi ho già detto tutto, non c'è nient'altro da dire. Posso ribadire ancora alcuni concetti, tipo il fatto che prendersela con Liverani lascia il tempo che trova, che Liverani sicuramente ha la sua parte di colpe, ma è succube tanto quanto noi. Che l'ambiente Cagliari è un ambiente lavorativo pessimo, ce l'ha confermato lo stesso Capozucca, e anche qui apro una lieve parentesi su quelle che sono state le dichiarazioni di Capozucca. Avevo in mente di farci un video ma non l'ho mai fatto. Quello che dice Capozucca secondo me è sacrosanto e rappresenta la verità con la V maiuscola. Non c'è dubbio, ne sono certo, perché non è nemmeno il primo che se ne esce con queste dichiarazioni così. Il problema è che Capozucca è una persona che io stimo infinitamente per quello che fece anni e anni fa, e a livello umano sono sicuro che sia una persona splendida, ma lui già sapeva l'ambiente di lavoro che c'era a Cagliari e lui se ne andò proprio per quel motivo, per divergenze con il presidente. Quindi se tu ritorni non puoi poi lamentarti dicendo che a Cagliari non ti fanno lavorare, perché tu già sapevi qual era l'ambiente e sapevi a cosa saresti andato incontro. Quindi quello che tu hai detto lascia il tempo che trova, nonostante sia la verità, perché il primo artefice di quel problema sei stato tu stesso, decidendo di ritornare a Cagliari. Forse per ingenuità, forse per amore di noi tifosi, non lo so. Sicuramente con tutta la benevolenza del caso lui è tornato a Cagliari, ma sapeva in quale ambiente si sarebbe ritrovato. Quindi quello che ha detto, per quanto vero, lascia il tempo che trova. Mi fa più incazzare invece quello che dice Pavoletti settimana scorsa contro il Perugia. Non mi aspettavo questo da Cagliari. Non ti aspettavi che ti fischiassero? Ma seriamente? Ma a calci in culo te ne devi andare. Ma vattene! Va, non ti aspettavi questo da Cagliari? Vattene! Che cazzo ci stai a fa' ancora? Lo so io. Perché sei uno scarpone? Perché sei sempre stato uno scarpone, parliamoci chiaro. Non è perché in Serie A ci ha tolto le castagne. No, è sempre stato uno scarpone, è sempre stato un giocatore limitato tecnicamente. Ma osannato perché quell'anno gli ha detto culo. Sei un giocatore limitato che non riuscirebbe a trovare un'altra squadra che ti dia lo stipendio che vuoi tu. E quindi rimani a Cagliari per comodità. Non mi aspettavo questo da Cagliari. Ma che cazzo dovevo fa'? Che cazzo dovevamo fare? Ma dovevamo essere felici. Dovevamo applaudire. Bravi. Avete vinto per culo contro l'ultima in classifica. Cioè, ma seriamente? Seriamente? Ma il problema è che elementi simili si sentono pure in dovere di dire qualcosa contro di noi, quando la prima cosa che dovrebbero fare è stare zitti. Tutti zitti. E qui ritorno a un altro discorso. Io ho sentito ancora cioè ho letto ancora le dichiarazioni post partita dei Liverani. Ma statevi zitti tutti, silenzio stampa. Fino alla prima partita di ritorno io non voglio sentire nessuno. Dovete stare in silenzio stampa, zero post su Instagram, zero dichiarazioni stampa, zero di tutto. Dovete smetterla di esistere e capire che qui siamo in Serie B. E quello che conta è in quel rettangolo verde durante 90 minuti.
del post su Instagram io mi ci pulisco il culo, ok? Basta con ste cazzate. Quello che dovete dimostrare, quello che dovete dire, lo dovete fare dentro quel rettangolo verde, nell'arco di 90 minuti più recupero. No con un post, no con le dichiarazioni stampa, no dicendo quello ha fatto così, quell'altro ha fatto colà. Avete rotto il cazzo. Non stiamo al Grande Fratello, ok? Ci stiamo giocando un campionato di Serie B. E fino a quando il calcio ufficialmente ancora non lo è, anche se lo è diventato praticamente, ma fino a quando il calcio sarà solo sport e non sport spettacolo tipo il wrestling dove tutto è predeterminato, io mi aspetto degli atleti pronti a comportarsi da uomini. Quindi zero cazzate, zero dichiarazioni, zero post, zero di tutto e incominciate a tirare fuori le palle sul campo. Dicendo qualcosina della partita, anzi l'unica cosa che mi viene da dire della partita, che lascia il tempo che trova, secondo me il rigore non c'era, ma sta di fatto che anche non avesse dato il rigore, comunque quella partita l'avremmo persa a prescindere, perché il Cagliari, nei minuti in cui l'ho guardato, quindi facciamo metà primo tempo, perché prima mi stavo guardando una partita decisamente più importante e giusto leggermente più bella. Appunto non ho potuto guardare metà del primo tempo, ma quello spezzone che ho guardato, quindi dal più o meno 25esimo fino a fine primo tempo e 5-10 minuti del secondo, ho capito che tanto quella partita non sarebbe cambiata, sarebbe stata la classica partita del Cagliari, quindi tanto vale non guardarla, perché sinceramente vivete repliche, anche no. Cioè se devo guardare una partita che è simile alle altre 20 fatte prima, anche no. E poi voglio arrivare alla dichiarazione culmine di ieri. La squadra va in ritiro. Bonato, Bonato, ma chi sei, un pupazzo? D'ora in poi ragazzi, Bonato sarà Sor Pupazzo. Per chi non lo sapesse, Sor in romano sta a significare signore, sostanzialmente. Sor per i maschi e Sora per le donne. Quindi Sor Bonato, anzi, scusa, Sor Pupazzo, Sor Pupazzo. Stai a fare la stessa identica cosa che fece Carli qualche annetto fa. Cioè, arrivi e dopo 2 settimane incominci a prendere le posizioni che dovrebbe fare il tuo superiore, che dovrebbe dare il tuo superiore, non che dovresti da te. Perché tu sei il primo che in quella situazione non ci sta capendo un cazzo, sei l'ultimo a essere arrivato. No, non siamo contenti, no, dobbiamo andare in ritiro, a Natale poi. Cioè questi secondo me secondo voi vanno in ritiro a Natale. Non esiste. Me lo auguro vivamente, ma non succederà mai. Cioè, vi state rende conto che Giulini ha trovato un altro in cui può infilare un braccio su per il culo e comandare a bacchetta? Ce ne stiamo rendendo conto? Da qui deriva anche il titolo del video. Todos juntos para ritiro. Siamo alle comiche. Siamo veramente alle comiche. Erzor Pupazzo, che è arrivato 2 ore fa praticamente, che se ne esce, no, dobbiamo andare in ritiro, non siamo contenti. Te sei quello più contento. Non te se inculava nessuno fino a ieri, stavi senza squadra. Pur de trovare un lavoro, no, un lavoro no, pur de trovare un impiego nel mondo del calcio che ti possa permettere di pagare le bollette, sei pronto a leccare il culo a destra e a manca perdendo la dignità. Tanto fino a quando ci sarà lui al comando, saranno questi gli elementi che arriveranno a Cagliari. Ricordatevelo, saranno questi. E io, non so voi, ma io mi sono ampiamente rotto il cazzo. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.